Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 15 novembre. Siamo con Daniele Tiozzo Brasiola, ex vice sindaco Fratelli d'Italia, per evidenziare un problema che stanno notando i genitori incalzati, diciamo, dagli insegnanti. Stanno mostrando una situazione un po' fragile da un punto di vista economico nelle scuole. Sì, Michela, arrivata anche a noi questa segnalazione e alcuni genitori, dopo i consigli di classe fatti recentemente, sono stati informati dagli insegnanti di questa difficoltà creata dal fatto che i contributi che annualmente il Comune dà agli istituti scolastici non sono ancora arrivati. Questi contributi vengono denominati Patto per la scuola e sono contenuti in un capitolo di bilancio che viene dedicato proprio per questa finalità. Negli anni precedenti abbiamo fatto in modo, non con poche difficoltà chiaramente, abbiamo fatto in modo che quel contributo che già in passato si era ridotto venisse mantenuto stabile, e fino all'anno scorso, se non sbaglio, parlavamo di 69.000 euro che poi vengono divisi chiaramente per i vari istituti, e invece quest'anno abbiamo riscontrato che nel capitolo del bilancio ad oggi ancora non c'è nulla, né per quest'anno ma neanche per i prossimi anni. Chiaramente questo crea un problema non da poco, perché quelle risorse, seppur limitate, erano utili agli istituti scolastici per comprare i beni di consumo che venivano utilizzati poi dai bambini, dai ragazzi, e il materiale per l'inclusione, ma anche semplicemente per pagare le utenze. Quindi sono cifre importanti e necessarie. Quindi approfittiamo, no, di questa occasione per fare un appello all'amministrazione che si dimostri attenta e sensibile alla problematica e che colga le occasioni. Di solito verso fine anno c'è sempre un appuntamento per un'ultima variazione di bilancio, che colga quell'occasione per porre rimedio a questa situazione, rimettendo quei 69.000 euro, poi se c'è la possibilità di metterne di più meglio ancora, nel capitolo di bilancio dedicato agli istituti scolastici. Anche perché se non li dovesse mettere il comune questi soldi, alla fine andrebbero a carico in parte delle famiglie, perché anche lo stesso materiale di facile consumo che le maestre comprano per fare i lavoretti di Natale, per fare anche per lo stesso per la programmazione scolastica, se non possono acquistarle con la scuola, sono costretti a chiedere un contributo ai ragazzini. Sì, spesso vediamo che fortunatamente ci sono delle situazioni in cui alcune famiglie riescono a contribuire, magari nel loro piccolo, e portando del materiale che poi viene utilizzato all'interno delle scuole, e questo chiaramente giova un po' a tutto l'ambiente scolastico, però è chiaro che dovrebbe essere una situazione eccezionale, non è questo, diciamo, una consuetudine, non è questa una consuetudine. Quelle risorse, ripeto, servono in alcuni casi per pagare anche le utenze, quindi sono necessarie, non è che devono ricadere sull'utente o meno, sono necessarie, va rimpinguato quel capitolo. Per cui facciamo un appello all'amministrazione. Per l'amministrazione che si dimostri attenta e precisa anche su queste tematiche. Grazie. Grazie a voi. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il super bonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. I consiglieri regionali del Partito Democratico Jonathan Montanariello e Vanessa Camani hanno presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere quali misure intende adottare la Regione Veneto per evitare che i cittadini, in particolare gli anziani, subiscano disagi legati alla riduzione dei servizi di Poste Italiane. Dal prossimo 16 dicembre, infatti, Poste Italiane ha previsto una riorganizzazione che coinvolgerà 67 uffici postali in tutto il Veneto, con chiusure, riduzione di orari e di giorni di apertura.
Montanariello e Camani sottolineano che questa razionalizzazione impatterà maggiormente sugli anziani, spesso costretti a fare affidamento sugli uffici postali per le operazioni quotidiane. Molti saranno costretti a spostarsi verso le sedi più distanti o a utilizzare i servizi di home banking, opzione spesso poco accessibile per una parte della popolazione scarsamente digitalizzata. Evidenziano i consiglieri. Secondo i dati forniti dalla SP CGIL Veneto, circa un pensionato su 3 nella regione riceve la pensione imposta e utilizza il postomat per i prelievi. I tagli colpiranno soprattutto le zone periferiche e le province di Belluno e Rovigo, dove la carenza di infrastrutture rende ancora più difficoltoso raggiungere gli uffici postali alternativi. Inoltre, avvertono i consiglieri DEM, questa situazione potrebbe aumentare il rischio di truffe informatiche, colpendo proprio gli utenti meno abituati ai canali digitali. Montanariello e Camani concludono chiedendo alla Regione di intervenire per tutelare i cittadini, mettere in campo le adeguate contromisure è un dovere della Regione per garantire a tutti i veneti, e in particolare agli anziani, il diritto ai servizi essenziali e accessibili. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Cadario è un affascinante e leggendario palazzo veneziano situato nel Sestriere di Dorsoduro, tra la Fondazione Guggenheim e la Basilica della Salute, affacciato sul Canal Grande, più o meno di fronte alla prefettura. È noto non solo per la sua architettura rinascimentale con influenze gotiche, per la sua favolosa facciata mosaicata, ma soprattutto per la fama di essere maledetto. Nel corso dei secoli, infatti, molti proprietari e ospiti del Cadario hanno subito una tragedia, inclusi fallimenti finanziari, morti improvvise, suicidi. Questa sequenza di eventi drammatici ha alimentato la leggenda della maledizione di Cadario. La sua storia è così avvolta nel mistero e si dice che il palazzo abbia portato sfortuna a chiunque lo abbia posseduto o vi abbia abitato. Nonostante la sua oscura fama, rimane una delle dimore più enigmatiche fotografate di Venezia, attirando l'attenzione dei turisti e degli appassionati di storie paranormali. È stato ora venduto all'asta alla modica cifra di 18 milioni di euro, lo leggiamo tra le notizie ANSA. L'acquirente non è noto, ma la sfilza di persone colpite dalla maledizione di Cadario, o meglio da una serie di circostanze sfortunate, è veramente strabiliante, se proprio vogliamo credere nella possibilità che un palazzo porti con sé una così pesante eredità. È vero che alcuni luoghi possono racchiudere in sé un numero di coincidenze più alto che altri, ma è una tendenza tipica dell'uomo cercare un fil rouge negli accadimenti, che se sono negativi e circondati da mistero portano curiosità, interesse e riflettori puntati, ammantando i luoghi di suggestioni alimentate dalla ricerca di correlazioni anche inesistenti. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Stiamo parlando di forze armate, quindi esercito, aeronautica e marina militare. Stiamo parlando di 700 corse al giorno, 150 treni, circa 150.000 persone trasportate nel territorio regionale, solo esclusivamente il territorio regionale, e potenzialmente le forze armate che potrebbero chiedere di poter fruire di questo nuovo servizio e partecipare a questo nuovo servizio sono circa 9.000 unità. Esclusi Frecciarossa, giusto? Sì, stiamo parlando di treni regionali per un accordo regionale. E l'obiettivo qual è? Sicurezza, controllo, qual è? La deterrenza, avere un militare che si dichiara e quindi si fa censire a bordo del treno, un militare in divisa che nel momento in cui ci fosse un problema il capo del treno lo può contattare, sa qual è la sua postazione e potrà avere un valido aiuto.
Non è la prima Arresto volta in- che capita questa cosa, perché altre regioni hanno già fatto un provvedimento simile. Che risultati ha dato? I risultati che la deterrenza è fondamentale e penso anche che si debba ricordare che a livello nazionale quest'anno abbiamo avuto un bilancio di oltre 250 aggressioni a bordo e in Veneto 31 aggressioni, che non sono poche per una regione come il Veneto. Noi siamo la quarta regione d'Italia per aggressioni, dopo Lazio, Toscana e Campania. Ma vuol dire militarizzare i treni? Questo? Vuol dire viaggiare più sicuri e più tranquilli, si mettono nei panni delle ragazze, delle signore, degli operatori, dei capotreni che si ritrovano a volte davanti a delle persone esagitate, fuori di testa, maleducati, gente che non sa cosa sia la civile convivenza, e noi siamo felici di avere le forze armate a nostra disposizione. Allora, gli ospedali non possono essere caserma e devono essere aperti, proprio per il motivo per cui noi curiamo tutti, a prescindere dal colore della pelle, dal credo religioso, dalle scelte sentimentali, dal censo, dal fatto che abbiano i documenti o non ce li abbiano. E questo è un momento di vanto per noi veneti. Abbiamo 68 ospedali, è pur vero che dobbiamo difendere da un lato gli operatori, i nostri 64.000 operatori, e dall'altro l'esercizio dell'attività medica, perché chi va a fare l'aggressione, come è accaduto a Cittadella, in un pronto soccorso, crea del male agli operatori, come abbiamo visto, e fra l'altro avete visto il carabiniere che ha avuto la peggio, e dall'altro interrompe un servizio, magari mettendo a repentaglio la vita di un codice rosso che ha bisogno urgente di essere curato. Quindi io penso che il legislatore qui debba legiferare con tolleranza non zero ma doppio zero. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Grande risalto sulla stampa la chiusura definitiva del Fontego dei tedeschi entro settembre del prossimo anno, con licenziamento di tutti i dipendenti, 226 persone. Aperto dopo un restauro durato 4 anni, è stato gestito dal 2016 da DFS, che ne ha fatto un centro commerciale del lusso, il cui target era pensato sui turisti del Medio e dell'Estremo Oriente. Gli affari dopo il periodo Covid sono crollati, arrivando ad una perdita di 100 milioni di euro negli ultimi 5 anni, dovuta proprio al calo delle presenze dei turisti provenienti dalle aree asiatiche e il bacino d'attenzione del Fontego. Il deciso licenziamento dei 226 lavoratori alle dipendenze del centro commerciale è stata una doccia fredda per il Comune di Venezia, che vede preoccupazione anche per l'indotto oltre che per le famiglie dei dipendenti interessati. Non sembra ci sia stato alcun preavviso nei confronti del Comune e, come si legge nel Corriere del Veneto, si sarebbe attivato eventualmente per cercare percorsi alternativi. Per il momento il sindaco Brugnaro si è attivato con le organizzazioni sindacali. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 15 novembre, è la San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il nuovo sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra, la nuovissima app Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci. Ciao a